Grazie Nicole, allora andiamo in cronaca per la 10ª corsa, il premio Orogel Green, ed è l'antipasto alla bella di mezzanotte, al Race Off. E qua ci sono dei cavalli importantissimi in pista, Achela Palferm in particolare la favorita, il numero 7 dello schieramento, l'unica ad avviarsi in seconda fila in questo bel invito, nel quale l'avversario di Achela Palferm è Achille BLV con il numero 6. Si va in partenza 1 Africa Jet, René Legati, 2 Adamo Dipa, Mele Ossani, 3 Brest dei Greppi, Romeo Gallucci, 4 Battost Roberto Vecchione, 5 Buongallo Wise L, Carmine Piscuoglio, 6 Achille BLV Enrico Bellei, in seconda fila 7 Achela Palferm Antonio Di Nardo. Autostart che prende velocità, si ritrae Battost e si parte con Buongallo Wise L che cerca di andare davanti ma fa fatica. Achille BLV al largo di tutti, è partito forte anche lui. Adamo Dipa scavalca Africa Jet e questa almeno è una notizia, perché gli altri restano a ventaglio in 4 con Brest dei Greppi che è di fuori ad Adamo e preme per andare a chiedere strada. In mezzo alla pista sempre Achille BLV che fa la prima curva in terza ruota per poi puntare dritto. C'è 13,9 per Brest dei Greppi per andare a condurre e Achille BLV punta ora in avanti con decisione. Enrico Bellei va a chiedere strada dopo 400 metri di corsa. Vediamo le scelte di Romeo Gallucci dopo un 27,9. Meglio lasciar sfilare perché lo strappo è stato importante. Arriva subito Achela Palferm che si è sbrigata dalla seconda fila e va a fare match con Achille BLV che completa i 600 in 42,7 e viene sotto alle tribune in evidenza. Achela di fuori, Brest dei Greppi allo steccato avanti ad Adamo Dipa, Battost che cerca di andare a fare la seconda pariglia ma per il momento stenta perché il ritmo davanti è rovente, 56,9. Continua in vantaggio Achille BLV, Achela Palferm coraggiosamente al suo esterno. Lungo la curva di destra la femmina che cerca di andare a riprendere il battistrada, il chilometro in 1:11,5. Achille BLV in vantaggio, Achela Palferm che torna con decisione ad attaccare il battistrada, il quale per il momento replica bene a 400 dalla conclusione. La dritta di là passata in 14, in vantaggio Achille BLV, Achela Palferm che attacca al largo, poi Brest dei Greppi in terza posizione ma sono molto più indietro. È un match a 2 tra Achille BLV ed Achela Palferm quando si viene in retta d'arrivo, con Achille che si difende dalle bordate dell'avversaria. 14,7 la piegata, Achille in vantaggio, Achela che torna al largo con coraggio infinito, Achela che va su Achille che si difende, i due testa a testa fino sul palo con Achille BLV che forse salva un naso da Achela Palferm, ma la foto è micidiale. C'è 29,2 anche a chiudere 1:11,3 il ragguaglio cronometrico e speriamo di non essere stati beffati dalla prospettiva. Achille BLV e Achela Palferm sono piombati sul palo simultaneamente. La foto è strettissima tra i due, con Enrico Bellei che si è difeso da Antonio Di Nardo tutta strada fin sul palo. Il figlio di Ganimede, Isadora dei Fiori, di proprietà del signor Salvatore Giannusa, si difende dall'attacco micidiale della femmina di Gennaro Casillo che ha fatto un numero da capogiro all'esterno, ma sul traguardo la parola vittoria sembra averla detta il numero 6 di Achille BLV con Enrico Bellei.